Bentornati e bentrovati a Storie. Raccontiamo questa settimana la vicenda umana e culturale di Erodoto. Erodoto è il primo grande storico dell'antichità, nasce intorno al 490 a.C. e nasce ad Alicarnasso, una città della Caria. La Caria era una piccola regione molto ricca per essere una regione sperduta della Grecia dell'epoca. Ecco, Erodoto da questa città della Caria via via si allontana studiando, si allontana entrando in contatto con i fermenti culturali dell'epoca e arriva a Proda ad Atene. Approda ad Atene in che momento? Approda ad Atene nel momento in cui Atene sta avviando tutta quella serie di riforme che poi dovremo raccontare, che dall'epoca di Solone, arrivando a Pericle, avevano reso Atene una democrazia non nel senso compiuto e liberale del termine, ma democrazia nel senso dove il potere del popolo era maggiore del potere degli oligarchi, del potere dei tiranni, del potere del monarca. Atene in qualche modo stava costruendosi una certa fama e una certa capacità attrattiva ed emulativa. Ed Erodoto rimane molto folgorato, molto colpito da Atene, al punto tale che quando lui fa storia si capisce che lui ha un punto debole. Il punto debole è Atene, proprio lui è atenecentrico, è molto attento agli ateniesi, molto attento a vedere come i fatti della storia in qualche modo siano orientati al luogo dove questa storia si mostrerà in tutta la sua forza e in tutto il suo splendore, Atene. Atene per lui è l'evento che dà un po' senso a tutto il tempo, a tutta la storia, per cui sicuramente la storia di Erodoto è una storia ideologica, sicuramente la storia di Erodoto è la storia di un ragazzetto che arriva dalla periferia, arriva da Alicarnasso e rimane infatuato di una città e da quel momento lì in poi si sente quasi messaggero, quasi in dovere di raccontare, di difendere nei suoi scritti la città. Però è anche vero che sicuramente la storia dell'Occidente è una storia atenocentrica, cioè che sicuramente noi non staremo qui a parlare di mondo greco se non avessimo avuto un Atene che ha avuto la capacità non solo di ribellarsi al nemico greco che bussava alle porte, ma anche di dire alle altre città: smettiamola di fare ognuno per conto nostro, coalizziamoci, stiamo insieme e combattiamo il nemico persiano, facendo nascere per la prima volta una coscienza di popolo che poi sarà la coscienza che albergherà nei Romani, sarà la coscienza che albergherà negli occidentali in senso stretto, no? L'Occidente nasce ad Atene in qualche misura. Erodoto lo sa di questa storiografia, con questa storiografia lui fa lo storico ideologico, però credo che in un'epoca in cui non ci fossero spiegazioni, non ci fossero storie, possiamo addirittura permetterci di perdonare questa sua debolezza, anche perché vedremo, lo racconteremo nelle prossime puntate, Erodoto quando si mette a scrive delle cose veramente interessanti per noi e per la nostra storia. Lo raccontiamo qui nelle prossime puntate.